volta il giornale, poi è arrivato il web. C'era una volta la TV, poi è arrivato lo streaming. C'era una volta Vicenza Più, ora c'è Vicenza Più Freedom Club. E carta, web e TV vivono insieme per una comunità. Con Vicenza Più Freedom Club, l'editore sei anche tu. News, approfondimenti, libri, ebook, DVD, corsi e socialità. Entra in Vicenza Più Freedom Club come amico, partner o sostenitore. A partire da 9 euro a trimestre, aiuti il giornalismo a mollare i padroni. E il padrone delle notizie sei tu, sempre di più, con Vicenza Più Freedom Club. Che è la procedura per l'attuazione della riduzione del consumo di suolo. Voi sapete che è stata emanata a questo proposito una legge regionale ancora nel 2017. A seguito di questa legge gli uffici hanno predisposto tutta una serie di documentazione e compilato alcune schede che erano propedeutiche proprio all'individuazione delle quantità che a ciascun comune venivano assegnate in previsione di arrivare nel 2050 a un consumo di suolo pari a zero. A seguito di questa procedura al comune di Vicenza erano stati assegnati come possibilità in un prossimo futuro di consumo di suolo 15 ettari, circa 15 ettari, che però rappresentano una quantità sicuramente insufficiente a soddisfare le previsioni urbanistiche già attualmente in vigore. Mi riferisco ai piani di espansione che sono già inseriti nell'ambito del comune stesso. Appunto per questo ci siamo subito attivati con la Regione Veneto tramite l'assessore Corazzari e i dirigenti del settore per poter andare a modificare questo dato che sicuramente risultava eccessivamente penalizzante per il comune di Vicenza, ma è una cosa che riguarda anche praticamente quasi tutti i comuni del Veneto, a parte alcuni, diciamo così, della zona del Regino, che per quanto riguarda i calcoli che sono stati, che sottendono queste determinazioni, obiettivamente si sono ritrovati ad avere magari anche delle potenzialità edificatorie maggiori di quello che non era concesso al comune di Vicenza. Comunque, senza guardare gli altri, abbiamo instaurato con la Regione un percorso di cui questa è appunto la fase più cruciale, nel senso che sono stati ricalcolati i parametri che erano stati indirizzati alla Regione nella prima fase e a seguito di questa ricalcolazione con appunto l'indicazione di quelli che sono i parametri più opportuni e più corretti per quanto riguarda il ricalcolo, siamo arrivati alla possibilità di richiedere alla Regione di portare il limite a 48,45 ettari. Questa è, ripeto, una fase di tutto un procedimento che comunque continuerà, in quanto è intenzione di questa amministrazione anche andare attraverso un dialogo con la Regione stessa ad individuare delle altre potenzialità, diciamo, per il prossimo futuro, perché è evidente che con questo dato magari riusciremo a dare risposte a chi già adesso ha delle previsioni urbanistiche da poter portare avanti, però in una fase di programmazione futura avremo comunque la necessità di andare a gestire delle altre quantità. È certo che questo rappresenta comunque per tutti quelli che operano in questo ambito un cambio di approccio e di mentalità, in quanto appunto la ridimensione, cioè il consumo di suolo porta ad attuare gli interventi tenendo conto anche di altre possibilità che saranno nei prossimi anni sicuramente oggetto di attenzione, vale a dire la riqualificazione, la ristrutturazione, il riuso dell'esistente. A questo proposito appunto noi come amministrazione saremo chiamati ad adeguare i nostri strumenti urbanistici, cosa che una volta esplicata questo passaggio andremo ad attuare e quindi portando a compimento anche quelli che sono degli iter attualmente in corso, vedi la variante e il piano di interventi attualmente presente. Dicevo che rappresenta anche un significativo approccio, cambio di mentalità, perché in
futuro non potremmo più tenere conto del fatto che la potenzialità edificatoria assegnata a una certa area sia un diritto acquisito. La giurisprudenza consolidata sancisce che appunto non esiste questo diritto e conseguentemente anche tutti quelli che opereranno in questo ambito dovranno tenerne conto e le amministrazioni nella loro programmazione. Cioè significa che ad esempio chi ha vecchi piani, ad esempio sulla propria superficie, un tot che dice oppure quelli non può valere Tu hai un piano di espansione, no? Una zona ovviamente di espansione che magari è lì da 10, 15, abbiamo situazioni che sono lì da più di 20 anni. Adesso tralasciamo un attimo quelle che sono le motivazioni per cui magari sono lì queste previsioni, perché dipendono magari anche da percorsi difficili che hanno avuto. Ma certo è che uno che ha una zona di espansione adesso, fra 5 anni, con il cambio delle modifiche, insomma, un nuovo PI, potrà anche trovarsi che se non l'ha messa in campo, se non l'ha